Cari amici, una buona serata, è Remo Pulcini che vi parla con il 15° video pizzino dedicato alle elezioni regionali della Sicilia. Questo video pizzino sostanzialmente che cosa comunica? Beh, comunica semplicemente una considerazione. Di fatto, dopo lo scandalo Lazio-Lombardia appare evidente che tutti i sondaggi pilotati non sono più credibili, Crocetta sostanzialmente in vantaggio e rischia seriamente di vincere. Musumeci, non per colpa sua, sta definitivamente perdendo. Ci sono molti astenuti, la ridicolata di Beppe Grillo sicuramente non gli farà guadagnare nulla di più che quello di essere poco superiore al 5%, tutti il resto prenderanno briciole perché non hanno sostanzialmente capito nulla di queste elezioni regionali siciliane. L'unico vero e proprio mente diabolica e vincitore è Raffaele Lombardo, che ha tutto ben progettato. È chiaro che l'imponderabile sta sempre dietro l'angolo ed è anche un imponderabile che potrebbe provocare qualche variabile. In che senso? Sostanzialmente questo. Di fatto diciamo Crocetta, che appare come una prima idea di Lombardo, poi abbandonato dallo stesso Crocetta, di fatto oggi appare quanto meno con seria possibilità di vincere. D'altro canto è anche vero che Lombardo si avvicina a Musumeci e Musumeci gli blocca, non si sa quanto vero e quanto invece sceneggiata, il progetto diciamo autonomistico, per cui lui si allontana. La realtà dei fatti è che sostanzialmente vincerà o Crocetta o Musumeci e che per governare sarà necessario utilizzare i voti e il potere di Raffaele Lombardo, sia perché all'interno delle liste Crocetta, Musumeci e forse anche Italia dei Valori ci sono almeno 2 o 3 elementi che quantomeno simpatizzano con Lombardo, per cui all'atto della pesa di questo accordo questi 2 o 3 potenziali assessori faranno pesare sulle spalle ora di Crocetta, ora di Musumeci il resoconto, ed è chiaro che a questo punto la vera mente diabolica, il vero statista, uno degli ultimi rimasti in Italia e sicuramente in Sicilia, Lombardo, è diventato anche la mente ideologica di Miccichè, quello che per una volta era Dell'Utri per Miccichè oggi lo è Lombardo. Di fatto che cosa si garantisce? Si garantirà sicuramente a Miccichè o la vicepresidenza o il governo dell'assessorato alla sanità, che è quello che dà più maggiori poteri con il minimo rischio. Certamente non sarà più, una volta era l'assessorato agli appalti pubblici, oggi chi tocca questo assessorato, se va bene viene ammazzato, se va male viene indagato, paradossalmente al contrario, per cui oggi avere l'assessorato alla sanità è avere mezzo potere in mano. Questo che cosa significa sostanzialmente? Beh, significa che Lombardo ha già vinto, così come lo ha fatto durante tutto il suo periodo diciamo di governo, col 10%, 15% è riuscito a diventare presidente della regione di fronte a un PDL al massimo della potenza, 25-26%. Durante il suo mandato ha definitivamente rotto e spezzato i 2 partiti nazionali come Pivellini, e è riuscito a governare. Adesso, quando hanno chiesto le dimissioni, tutti pregavano per non farlo dimettere, lui, capendo che lo volevano portare alle elezioni nazionali in concomitanza con le elezioni regionali e quindi perdere il suo partito e vederlo dissolvere, ha costretto tutti ad andare alle elezioni. Quindi è lui il genio vero della politica siciliana. È chiaro che però quale può essere l'imponderabile? Beh, l'imponderabile esiste, forse ci sta pensando già Lombardo. 2 sono le situazioni: uno è che il PD possa avvicinare il SEL e l'Italia dei Valori e accordarsi con l'UDC, e in questo caso abbandonerebbero Lombardo e farebbero l'accordo con questi, e poi l'ipotesi è seria, anche perché l'UDC, cioè il SEL candiderà alle primarie del PD appunto
Vendola proprio per bloccare anche Renzi. In questa sorta di scambio il PD chiederà l'appoggio e i voti e potrebbe scaricare a Lombardo. In questo caso Lombardo l'unico tentativo che potrebbe fare è quello di far votare parte dei suoi voti direttamente in prima e unica tornata direttamente su Musumeci per assicurarsi che questa ipotesi non venga realizzata. E poi c'è il discorso anche delle nazionali che lui vuole arrivare pulito. In realtà questa incognita è tale che né la magistratura né i partiti nazionali lo faranno arrivare, tant'è vero proprio in questi giorni ulteriori indagini e potenziali pentiti, per cui lui rimarrà fregato sostanzialmente alle nazionali. Quindi il vero vincitore è Mente e Lombardo.